Buona giornata, bentrovati, inizia una nuova settimana, lunedì, e allora siamo a fine mese, fine settembre, 30 settembre, ci lascia anche questo mese, siamo pronti per entrare in un mese in cui daremo il via un po' a tutti, sono già partiti ma quasi, insomma tutti i campionati delle varie discipline che seguiamo. E allora vi ricordo che questa è la vostra e la nostra web tv, www.venetoglobe.com, siamo anche sul digitale terrestre, con Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che per Veneto e Friuli Venezia Giulia trovate e captate sul canale 95. Ogni sera 19:40 nella seconda parte della serata, la prima replica e la seconda ed ultima replica nella primissima parte della mattinata. Andiamo a vedere le principali notizie. Allora è stato un weekend piuttosto ricco anche di mondiali, a cominciare dal mondiale di ciclismo in Inghilterra, dove c'è stata purtroppo una beffa, la beffa per il nostro Trentin che nell'arrivo a 3 si è fatto anticipare sul traguardo da Pedersen. L'Italia comunque squadra perfetta, una grande occasione però sprecata. Il mondiale di rugby invece in Giappone stanno continuando le varie gare, le varie partite con qualche sorpresa come la vittoria del Giappone per esempio, come la splendida vittoria del Galles sull'Australia dopo tantissimi anni che non succedeva. E adesso si aspetta l'Italia che scenderà in campo il 4 ottobre contro Sudafrica. È una gara che sicuramente segnerà il cammino degli azzurri. Mondiali di atletica colorati di azzurro, e lo vedete il bel sorriso di Eleonora Anna Giorgi nella 50 km di marcia, 50 km di maratona, non marcia, per quanto riguarda appunto il settore femminile, ed è una distanza lunghissima, complimenti a lei. Domenica a Sochi invece per la Formula 1, vittoria di Hamilton che precede Bottas ed il ferrarista Leclerc, quarto Verstappen. L'europeo, da una serie di mondiali all'europeo, l'europeo di volley maschile che si è chiuso, ha visto la vittoria della Serbia per 3-1, pensate che la Slovenia, che era andata in finale appunto contro la Serbia, aveva vinto il primo set, bronzo alla Polonia che nella finalina ha battuto la Francia che aveva eliminato gli azzurri. E adesso il calcio di casa nostra, cominciamo con la Serie A, Juventus batte Spal 2-0, Napoli batte Brescia 2-1, il ritorno al gol anche di Balotelli, Lazio batte Genoa 4-0, il Milan ne busca 3 dalla Fiorentina e c'è crisi in casa Milan, vedremo quello che succederà per quanto riguarda Giampaolo, il tecnico, che la società dice che è riconfermato, ma voci danno in procinto di saltare. A Genova l'Inter passa per 3-1 contro la Samp, l'Atalanta corsara a Sassuolo contro il Sassuolo per 4-1, l'Udinese in casa alla Dacia Arena batte il Bologna per 1-0, Cagliari-Verona invece pareggiano per 1-1, stasera si chiude la giornata con Parma-Torino. Andiamo in Serie B dove le nostre venete si sono comportate più che bene. Cittadella passa a Castellammare di Stabia contro lo Juve Stabia per 1-0, servivano punti e Venturato è stato accontentato. Il Venezia in casa pareggia 1-1 con il Pisa, mentre il Chievo con il Pordenone pareggia 1-1 dopo che il Pordenone era andato addirittura in vantaggio. Serie B femminile con la Permac Vittorio Veneto che non ha giocato, c'era la sosta di campionato, una ripresa dopo la sosta che attende al Barison di Vittorio Veneto. Per il calcio femminile di Serie B il Perugia. La Serie C con il girone B vede il cammino spedito, la fuga del Padova che anche a Fermo contro la Fermana vince per 2-1. Vince anche la Triestina con il tecnico Princivalli ancora in panchina, cancellata la crisi della Triestina perché da quando è arrivato Princivalli o da quando è stato messo Princivalli sulla panchina ha sempre vinto la Triestina, vince 2-1 con il Vis Pesaro. Virtus Verona che perde in casa dall'Anerossi Vicenza per 2-1 ed Arzignano Reggiana si conclude invece per 0-0. La Serie D, qui ci avviciniamo ai campionati che ci interessano da vicino e soprattutto i trevigiani. Montebelluna, il Montebelluna di Bodo perde in casa con il Chions per 2-0. È un Montebelluna che sembra non essere più in grado di vincere, aveva iniziato bene il campionato, sta battendo un po' diciamo la fiacca, ma è una situazione da
prendere e da esaminare sicuramente in velocità. Cerlins Musane Luparense 3-2 per la Luparense che torna alla vittoria, perde in casa il Mestre dal Caldiero per 1-0, il Belluno va a vincere contro il San Luigi di Trieste per 3-1, a Tamai passa il Campodarsego per 2-1 e l'Union Feltre invece batte il Legnago 2-0. Montebelluna ha 4 punti in classifica e prossimo incontro sarà in trasferta a Mestre contro il Mestre. Il nostro campionato di riferimento è quello di eccellenza. Questa settimana abbiamo seguito 2 partite che potete trovare sui nostri canali Facebook e YouTube di venetoglobe.com. Il primo è Eclisse Careni Pievigina Montello, terminata 2-2 e giocata sabato in anticipo. Il secondo poi ve lo racconto perché è della promozione. I risultati dell'eccellenza che spiccano: il Porto Mansuè vittoria allo scadere ancora Cognago 2-1 sul Vittorio Veneto di Zoppas, passa il Porto Gruaro, Lia Piave che perde in casa contro il Sedico per 2-0 e il San Donà che batte la Liventina per 1-0. La quarta giornata del campionato di promozione Girone D ha visto il ritorno al tennis del Calcio Treviso, un Uomo Bono Tennis splendido, ristrutturato, risistemato, pulito e quindi adesso la formazione di Checco Feltrin può giocare in tranquillità. Ha vinto 4-2 con il Marcon, facendo però parecchia fatica, andando sempre in vantaggio 1-0, poi raggiunto 1-1, 2-1, raggiunto il 2-2, 3-2 poi che ha spalancato la porta alla vittoria finale per 4-2. Fossalta di Piave Godega ha vinto il Godega di Bruno Gava per 1-0, vince l'Oppitergina che si conferma capolista per 2-1 sul campo del Villorba, il Vedelago batte il Conegliano per 2-0 ed il Vazzola e Fontanelle pareggiano 2-2. Torniamo all'Uomo Bono Tennis di Treviso perché abbiamo l'intervista al giocatore Paladin, tra i migliori del Treviso, perché hanno rifiutato di parlare in silenzio stampa, permettetemi un pochino assurdo, sia Checco Feltrin che il suo secondo, quindi hanno parlato i giocatori. Paladin. Dietro le quinte mi hai detto proprio che dura, me l'hanno fatta soffrire questa partita. Ma sì, diciamo che nessuna partita è facile perché anche oggi abbiamo dimostrato che siamo in grado di complicarci la vita, perché 2 volte siamo andati in vantaggio, 2 volte recuperati. Gli avversari ovviamente non ne approfittano del fatto delle nostre amnesie difensive e loro ovviamente giocano la loro partita, però abbiamo avuto anche la forza di segnare il terzo gol e poi anche il quarto, per cui prendiamo il risultato ma sappiamo benissimo che c'è tanto da migliorare. Loro l'avevano preparata, studiata, ci diceva il tecnico, proprio come l'hanno impostata, poi gli avete scombussolato le cose perché 33 secondi e di questo gol di Beccaro. Ma sì, diciamo che senza aver provato uno schema abbiamo fatto un lancio lungo, la spizzata di Morbioli, io sono arrivato al tiro che è stato rimpallato e poi è arrivato Christian che è riuscito a piazzarla nel primo palo, siamo andati in vantaggio e pensavamo anche di esserci spianati un po' la strada probabilmente e invece inconsciamente, non lo so, ci sediamo e subiamo al posto di rullare e lavorare, invece dobbiamo lavorare su questo fattore qua perché veramente ci può far perdere molti punti per strada e dobbiamo metterlo a posto il più presto possibile. Quando le squadre si sono allungate ho visto un po' di fatica e maggiore da parte vostra anche fisicamente. Ma secondo me oggi siamo arrivati pronti fisicamente alla partita, forse il fatto proprio di portare a casa i 3 punti forse era una paura in alcuni momenti perché non riesco veramente a spiegarmi come riusciamo sempre a farci recuperare, forse la paura di vincere, veramente non so come spiegarmelo, però secondo me dal punto di vista fisico siamo stati brillanti e infatti dopo le squadre si sono un po' allungate, oggi secondo me sulle seconde palle siamo sempre arrivati, abbiamo fatto bene, siamo contenti per il risultato, faceva anche caldo sicuramente. Senti, questo pallone che hai dato in mezzo invece di concludere dopo aver fatto delle cose grandissime perché avevi lasciato lì il tuo avversario, te lo sogni stanotte? No, ma che mi sogno magari qualche occasione mancata perché per un attaccante ovviamente fare gol è sempre la ciliegina sulla torta, però vivo anche per gli assist, diciamo che provo la stessa gioia anche passando la palla e facendo esultare i miei compagni
per cui l'importante è raggiungere un traguardo di squadra. Poi chi capisce di calcio, secondo me, vede le qualità di un giocatore indipendentemente dai numeri. E noi che capiamo di calcio sappiamo che Paladin è sicuramente uno dei migliori bomber che ci possano essere in giro. Adesso lo spazio dedicato alla basket con la TVB De Longhi, di cui parleremo domani, con il tecnico Menetti. Esce sconfitta da Cremona per 89-87 purtroppo, e domenica al Palaverde si gioca alle 18:15 e arriva Pistoia. In Serie A2 femminile invece il Ponzano ha perduto in casa contro Bolzano per 63-61. Ora prossima sfida in trasferta a Vicenza. Andiamo in Serie B maschile con la Ruker Sanve, che seguiremo in diretta streaming nelle partite casalinghe. Così abbiamo fatto anche per l'esordio contro Vigevano. Doveva essere una partita segnata da Vigevano, perché Vigevano, dato come uno dei favoriti della vittoria del campionato, al filo sulla sirena, 63-61 per la Ruker Sanve di Marco Mian, che è ai nostri microfoni. Siamo qui con coach Marco Mian, che ne ha viste tante, ma credo che vincere con un buzzer beater all'ultimo secondo faccia sempre una gran bella impressione. Effettivamente sì, quando vedi queste cose qua, di solito vedi gli highlight in televisione, proprio provi un'esplosione dentro incredibile, quindi sono molto contento, anche perché la partita si era incanalata nel primo quarto, dove loro la volevano incanalare, ma lo sapevamo, tantissimo post basso e tantissimi rimbalzi in attacco, perché sono tanto fisici. A noi poi oggi mancava anche Tommaso Gatto che ci poteva dare una mano, però sono stati grandi, perché anche un po' grazie alla zona li abbiamo un po' messi dei sassolini nei granelli offensivi a recuperarla e a star lì per tutta la partita. Quindi un grande applauso ai ragazzi, che dire, sono veramente orgoglioso perché hanno fatto una gran partita. Allora, io di tecnica con Marco Mian non mi ci metto neanche, però una domanda gliela faccio dal punto di vista di testa. Quanto conta e quanto entra nella testa di una squadra una vittoria come questa, la prima di campionato, contro una squadra come Vigevano, che se la giocherà fino in fondo? Ma conta tanto, anche perché le prime partite sono sempre delle incognite, perché comunque non sei ancora rodato, sia noi che loro. Siamo due squadre completamente nuove, perché noi ne abbiamo tutti 3 dall'anno scorso, di cui uno è Giordano Durante con 2002, loro addirittura solo 2, quindi non ti conosci. Certo che partire con una vittoria, con una squadra comunque che sulla carta è attrezzata per i primi posti, ti dà veramente del propano per far bene. Adesso, memore dell'anno scorso, che siamo partiti con squadre forti alla grande e poi sulla carta ne trovavi qualcuna magari di meno forte, ti rilassavi. Questo sarà una settimana di strizzata di, scusate il termine, palle, perché Monfalcone è una bella squadra e andare a giocare lì non è semplice. Poi hanno un nucleo che si conosce, quindi festeggiamo stasera, da lunedì testa bassa a lavorare. Bene, ringraziamo coach Marco Mian, è stato un piacere averti qui e in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione importante. Viva il lupo, vi aspettiamo anche le prossime, come stasera, che siete stati grandi anche i tifosi. Ciao a tutti. In bocca al lupo, e naturalmente seguitelo, seguite Marco Mian e la Ruker Sanve sui nostri canali YouTube e di Facebook di venetoglobe.com, perché saremo in diretta ogni sabato dal Palasystem di Saccon di San Vendemiano. È iniziato il Pro 14, il campionato più bello del mondo. Scusami, hai ragione, questa è Limoco, soltanto per dire che c'è stata festa grande a San Biagio di Callalta per Limoco, addirittura si sono esibite in un karaoke, splendida l'esecuzione, dicono, di Miriam Silla, che ha avuto e ha ricevuto applausi a scena aperta. Complimenti a loro, c'è stata un po' di festa, adesso si comincia di nuovo a macinare chilometri per mettersi a posto tecnicamente per iniziare il campionato. Il Pro 14, vi dicevo, il campionato più bello del mondo per quanto riguarda il rugby, è iniziato sabato sera alle 18:15 a Monigo per il Benetton, purtroppo sconfitta di 5 punti, 5 lunghezze, 32-27, ma una partita che è stata molto bella da seguire, con i campioni in carica, quelli più bravi. E allora andiamo a sentire Angelo Esposito ai nostri microfoni. Beh, è stata una partita dura come ce l'aspettavamo, sono una delle migliori squadre d'Europa, lo sapevamo, però sapevamo anche che avrebbero giocato in casa nostra, davanti al nostro pubblico, noi avevamo una forza in più. L'abbiamo dimostrato, purtroppo qualche piccolo evento durante la partita ci ha penalizzato, come il rosso o
alcune occasioni sprecate, però credo che comunque abbiamo fatto un gran match. Bisogna andare avanti, quindi bisogna guardare avanti la prossima gara. Certo, bisogna e si deve andare avanti. Questa partita qua lascia un amaro in bocca perché comunque nonostante tutte queste occasioni che ci hanno penalizzato, eravamo lì per portare a casa la partita. È solo che bisogna trarre tutti i lati positivi. Abbiamo veramente lottato fino all'80°, non abbiamo mollato niente e da qui si riparte per le prossime partite. Personalmente soddisfatto? Sì, abbastanza soddisfatto. Il primo tempo ho toccato un po' più palloni, anche con i tre quarti abbiamo giocato un po' di più e infatti abbiamo creato qualcosa. Il secondo tempo un po' di meno, dobbiamo lavorare un po' di più su questo, essere un po' più costanti durante tutta la partita secondo me. Però l'hai detto tu prima, uno in meno si sente. È dura, a sto livello è dura, soprattutto contro squadre così che comunque sono organizzate e non ti regalano niente, è davvero dura. Alla prossima. Certo. Le immagini sono di Ben TV, ma tra l'altro del nostro cameraman Vincenzo Russo che in una meta insomma, sembrava quasi in mezzo alla mischia del Benetton. È andata bene e allora ne parleremo anche in settimana per quanto riguarda il prossimo incontro che sarà, adesso ci sono 2 partite in campo esterno, la prima contro Connacht. Ci risentiamo domani per altre notizie, buona serata e buona giornata a tutti.